Settima e conclusiva dall'Arcoveggio, una prova per femmine di 4 anni, non vincitrici di 4.000 euro nella carriera. 9 al via con l'autostart che le ha già raccolte, 1 Chloe Mou, 2 Carezza V, 3 Cenerentola Leo, 4 Country Matley, 5 Chanel LG, 6 Clarabella Pell, 7 Catherine Rec, 8 Cartier, 9 Carlina Baba. Autostart che se ne va con veloce Carezza V che scavalca Chloe Mou, all'esterno c'è Country Matley, poi Clarabella Pell all'esterno, ancora lungo lo steccato Catherine Rec a precedere Cenerentola Leo. Poi via via gli altri con Cartier alla retroguardia, Carlina Baba, 14,9 il lancio. Retrocede Country Matley che non vuole restare allo scoperto, cerca posto in quarta posizione lungo i birilli, gli viene negato però dall'inserimento da parte di Clarabella Pell. E allora deve rimanere all'esterno l'allieva di Vincenzo Torrente. 37 per il primo quarto di gara, con in vantaggio Carezza V nei confronti di Chloe Mou. Poi sempre in terza posizione Catherine Rec che sembra anche volersi scostare dai birilli, anticipando la risalita in terza ruota da parte di Cartier. 47,2 per i primi 600 metri di corsa, in evidenza Carezza V, Chloe Mou seconda allo steccato. All'esterno Catherine Rec si porta in scia l'otto di Cartier che ha trovato posto avanti a Country Matley, invece è terza allo steccato Clarabella Pell. C'è stato un 32 di frazione, 1,28 per il mezzo miglio iniziale. Numero 9 Carlina Baba, squalificato. Chilometro in 1,18,2 con Carezza V in vantaggio. Al suo esterno prova ad impegnarsi Catherine Rec, poi ancora Cartier, mentre cede lungo lo steccato Chloe Mou. A 400 metri dalla conclusione Carezza V prosegue in vantaggio, persevera nell'attacco esterno numero Catherine 3 Cenerentola Leo, Cartier in terza posizione, poi ancora Clarabella Pell a 200 metri dalla conclusione. È in evidenza Carezza V mentre ha sbagliato Cartier. Numero la retta 8 d'arrivo Cartier con Carezza V in vantaggio, si distende e vince facile con Manuel Pistone in sulky, i colori della scuderia Angelico, il training del fratello Peppe di Sabina Breccia da programma. Il successo facile da parte di Carezza V con Manuel Pistone in percorso di testa 1.16,6, ragguaglio cronometrico, chiusa svelta. Una volta tolto il cuffino si è facilmente divincolata da Catherine Rec che aveva provato l'assalto esterno lungo il percorso. Vince facile la figlia di Ghiaccio del Nord che riapprezziamo nelle immagini. Vincere l'ultima corsa dall'Arcoveggio di Bologna per questa giornata di sabato 14 maggio. Successo in chiusura per Carezza AV e Manuel Pistone.